Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono Franco Tosini, responsabile del centro Orto Floricolo Po di Tramontana di Veneto di Cultura. Questa mattina parliamo di dipladenie e continuiamo con la difesa di tipo integrata con lancio di insetti utili. Ce ne parlerà Giovanna Pavarin di Veneto Agricoltura. Buongiorno a tutti, siamo arrivati al secondo lancio con l'accaro predatore Phytosaeudus persimilis, è un fitoseide che stiamo lanciando contro il Tetranicus urtice. Siamo appunto al secondo lancio, abbiamo avuto già un riscontro positivo del primo lancio, infatti guardando con la lente sotto le foglie si vedono in modo abbastanza chiaro i predatori che si muovono sotto le foglie e si capisce anche che hanno già mangiato degli acari perché diventano rossi da giallini che sono al momento del lancio. Il lancio ovviamente viene effettuato in questa maniera qui, distribuendo il prodotto sopra le piante. È importante anche mantenere una buona umidità all'interno della serra perché l'umidità alta da un lato sfavorisce l'acaro fitofago e dall'altro favorisce l'acaro predatore. Infatti come vedete abbiamo anche bagnato un pochino le piante per aiutare un pochino perché questa è una serra di per sé molto asciutta e in più bagniamo anche il pavimento delle serre ripetutamente in modo da favorire l'azione di questo predatore. Grazie Giovanna, alla prossima puntata.